Ben ritrovati dalla redazione, sono terminati e le analisi suppletive anche sugli ultimi 3 punti della costa del Friuli Venezia Giulia che presentavano contaminanti fecali superiori ai limiti. I valori sono conformi alla norma per la balneazione che viene quindi ovunque ripristinata, lo ha reso noto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla luce del ricampionamento effettuato a cura di ARPA e FVG. Una cerimonia carica di significati e di emozioni che ha messo in evidenza come il gemellaggio fra l'Associazione Nazionale Bersaglieri di Pordenone, la Proloco di Pordenone e le rispettive realtà di Porto Maggiore e Ferrara rappresenti un'unità di intenti per portare avanti, rafforzare o far riscoprire i valori nei quali ci riconosciamo, un'alleanza che punta ad essere faro di riferimento nelle comunità in cui le associazioni sono inserite con un'attenzione particolare al mondo giovanile. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante a margine della cerimonia di gemellaggio nella sala consigliare del municipio a Pordenone. L'evento è stato preceduto dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti e dalla sfilata della fanfara in corso Vittorio Emanuele. Cronaca, tra le 17 e le 19 circa di ieri la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta con 4 soccorritori assieme ad altri 2 uomini della Guardia di Finanza e all'Eli Soccorso Regionale, tutti attivati dalla Sores dopo una chiamata pervenuta al NUE 112 per soccorrere 4 escursionisti, 3 donne e un uomo di età compresa tra i 19 e i 57 anni, rimasti bloccati alla fine di una discesa lungo il sentiero Spinotti, proprio alla scaletta terminale a quota 1800 metri circa. Il gruppo composto di residenti in Friuli davanti al nevaio sottostante la scaletta ripido si sono fermati temendo di scivolare sulle rocce e sulla pietraia sottostanti. I soccorritori sono stati portati in quota dall'Eli Soccorso Regionale e sbarcati lungo il sentiero che conduce al rifugio Lambertenghi e Romanin a causa della presenza di nebbia che impediva la visibilità. Il 24 giugno a Trieste Unicredit aprirà la rinnovata agenzia di Via Battisti 16 con il contestuale trasferimento in quegli spazi della filiale di Via Carducci 7 e successivamente il 22 luglio anche di quella di Largo Tomizza che a sua volta chiuderà gli sportelli, un cambiamento che toccherà circa 13.000 correntisti. Tutti hanno già ricevuto comunicazione tra privati, cittadini e società, 9.500 che attualmente hanno il conto nella filiale di Via Carducci e 3.600 che invece fanno riferimento a quella a 2 passi dal giardino pubblico dei Tomassini. Per loro non ci sarà bisogno di attivare nulla, semplicemente dalla data del trasferito della loro agenzia nella nuova sede anche il conto corrente sarà migrato. Stessa sorte per le cassette di sicurezza. A questo punto solo chi preferisce spostare il conto in una diversa agenzia deve farlo presente. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Su pianura e costa oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile con maggiore nuvolosità, nel pomeriggio sulle prealpi in Carnia, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporale, venti a regime di brezza, temperature massime in aumento, temperature minime in pianura fra 13 e 16, le massime fra 27 e 29 gradi, sulla costa minime fra 16 e 19, le massime fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.